Piccole discariche abusive di inerti, presenza di quad sul greto del fiume dove l'attività sarebbe vietata, ma tutto sommato lo stato di salute degli argini del tagliamento del torrente Arzino risulta positivo. È il primo bilancio provvisorio del monitoraggio che ieri una ventina di volontari del WWF ha fatto sulla situazione delle sponde dei due corsi d'acqua friulani nell'ambito della campagna nazionale Libera Fiumi, promossa dall'Associazione Ambientalista nell'anno della biodiversità. Bisogna aspettare un po' per fare i confronti con gli altri fiumi italiani censiti, spiega Roberto Pizzuti, presidente WWF del Friuli Venezia Giulia, ma credo che il risultato sarà positivo. Le attività abusive sono limitate e l'abbandono di rifiuti è nettamente calato rispetto ad alcuni anni fa. I volontari hanno percorso a piedi una zona specifica dei fiumi, prendendo nota sulle proprie mappe degli elementi significativi e fotografando le sponde per testimoniarne lo stato e le eventuali anomalie riscontrate. Sono state annotate eventuali costruzioni civili o produttive, le captazioni, gli scarichi in alveo e le escavazioni. In particolare il WWF ha monitorato il corso del tagliamento nel tratto da San Daniele ad Osoppo alla confluenza col torrente Arzino, tratti scelti proprio per la loro naturalità, soprattutto se confrontati con il basso corso del fiume che risulta maggiormente antropizzato. Li abbiamo scelti, conclude Pizzuti, per sottolineare l'importanza di una tutela costante. Il medio corso del tagliamento, continua il WWF, è infatti minacciato dal progetto delle casse d'espansione e dall'autostrada Cimpello-Gemona, mentre per l'Arzino ci sarebbero progetti di captazione delle acque a scopi idroelettrici.